Allora, direi che abbiamo aspettato i 5 minuti. Abbiamo aspettato i 5 minuti canonici. Iniziamo il nostro webinar. Chi vuoi chiamare? E augurando una buona intanto giornata a tutti, vediamo di rendere attivi e proficui i minuti che abbiamo di fronte. Dovremo riuscire a chiudere il nostro seminario per le 11 al massimo. Il professor Giovanni Finotto poi si presenterà da sé, ma è volto conosciuto da molti di noi. Ripeto l'invito a chiudere telecamere e a chiudere microfono, perché altrimenti il sistema non regge. Chiudere telecamera e chiudere microfono. E ricordo a tutti che l'intero seminario è registrato. Detto questo, allora, questa modalità è stata pensata dalla segreteria della CIS del Veneto perché il pensiero di avere un nuovo modo per stare al lavoro e un nuovo modo per comunque continuare a lavorare è il pensiero che pervade ciascuno di noi. E cioè sappiamo bene che questa emergenza non è più, per citare le parole del segretario generale Gianfranco Refosco di ieri all'esecutivo, non è più un'emergenza, ma stiamo entrando in una fase di una nuova normalità, e cioè in una fase nella quale noi dovremmo e saremo necessariamente chiamati ad effettuare in maniera diversa, con più attenzioni, con maggiore attenzione all'altro, la nostra attività lavorativa nei luoghi di lavoro che via via si andranno a attivare, ad aprire. E allora, per fare questo abbiamo bisogno tutti, in primis gli operatori sindacali e chi con noi lavora fianco a fianco, gli operatori dei servizi, i nostri colleghi che sono all'interno delle sedi della CISL, abbiamo bisogno di conoscere e di avere un patrimonio comune di sapere sul come affrontare questa nuova fase che avremo davanti nei prossimi giorni e su quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. L'8 di aprile è stato fatto un incontro in regione sulla situazione dal punto di vista della sicurezza con gli assessori competenti, e presente c'era il dottor Mongillo, che è uno dei responsabili. Il dottor Mongillo ci raccontava all'8 aprile che erano stati effettuati circa 4.616 controlli aziendali per complessivi 216.000 lavoratori. Capite bene che è una piccola parte di tutte le imprese e di tutti i lavoratori che sono coinvolti nel Veneto. Dentro a questa verifica il 5% delle aziende sono state sanzionate con la chiusura perché non rispettavano quanto previsto dal protocollo del 14 di marzo. Tra il 20 e il 25% delle aziende visitate è stata fatta solamente una segnalazione di miglioramento delle procedure. Tra il 60 e il 70% sono state aziende dichiarate in regola, cioè che rispettavano il protocollo. Allora, uno potrebbe dire, beh, insomma, bene no. C'è molta strada da fare e molto da migliorare, perché non basta il 60-70% delle aziende che attuino il protocollo. Per riuscire a lavorare in sicurezza, bisogna che tutti abbiano conoscenza e coscienza di quali sono le fasi, di quali sono i metodi per prevenire il diffondersi del Covid-19. Dove noi ci siamo abbiamo i comitati, dove noi ci siamo come sindacato abbiamo i comitati, abbiamo il protocollo, abbiamo i comitati di sorveglianza, facciamo anche la formazione. Dove non ci siamo dobbiamo pensare a un sistema che sia un sistema che metti assieme tutte le eccellenze che abbiamo nel nostro territorio, la bilateralità, sia quella artigiana, sia quella del commercio, sia quella dell'edilizia, sia quella, tutta la bilateralità che noi abbiamo nel nostro territorio va messa a sistema.
Vanno fatti accordi di bacino, di area, di settore, perché questi sostengono soprattutto le micro e le piccole imprese, e valorizzare al meglio gli RLS e gli RLST. In 4 parole, dobbiamo tutti quanti mettere a sistema le conoscenze e avere una conoscenza diffusa della sicurezza. Io mi fermo qui, passo la parola a Gianni Finotto, che non solo si presenta, ma l'abbiamo conosciuto anche negli anni scorsi, chi ha avuto il piacere di sentirlo nelle relazioni che facciamo con il COBIS o in altre situazioni, e quindi Gianni, a te. Ok, allora buongiorno a tutti, sono Gianni Finotto, sono qui in forma privata ma appartengo allo spin-off ed app dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Intanto ringrazio chi mi ha invitato, mi ha fatto particolarmente piacere perché questo è un momento nel quale trovare ambiti di condivisione è assolutamente importante. Permettetemi di iniziare prima di tutto con un pensiero rivolto alle persone che in questa emergenza hanno vissuto una tragedia personale, privata, familiare, e penso che il pensiero nostro vada e sia doveroso nei confronti di tutte queste persone. Lavoratori, cittadini, imprenditori, nessuna differenza, sono persone che sono colpite praticamente da una tragedia che sta coinvolgendo tutte le nostre vite a qualsiasi livello. Un altro pensiero va a chi è impegnato tutti i giorni nella gestione delle attività in prima linea, ma anche chi con il lavoro, lo sforzo ed impegno quotidiano supporta le prime linee di gestione di questa emergenza. Detto questo, la riflessione che volevo fare insieme a voi è questa. Quando ho cominciato a pensare a questi aspetti, era ancora i primi di febbraio, e poi dalla metà di febbraio ho cominciato a inondare amici, conoscenti con voglio dire, tutta una serie di considerazioni e di riflessioni che poi abbiamo fatto anche insieme nella bilateralità. Pensavamo forse che c'era un momento magari di esagerazione, purtroppo non era esagerato nulla, ma eravamo ben consci di quello che sarebbe potuto accadere. Oggi noi dobbiamo pensare che domani non sarà più come ieri. Abbiamo L'audio vissuto lo disattivo a voi perché sono in Abbiamo vissuto una condizione di prima fase di gestione dell'emergenza, una prima fase durissima, drammatica. Siamo il paese che in ordine anche al rapporto, purtroppo, di quella che è stata l'emergenza nei confronti del numero di persone coinvolte e anche dei casi che poi sono all'attenzione praticamente come casi deceduti, siamo un paese che è stato veramente ai primi posti nel mondo, se non siamo il paese che detiene insieme ad altri il primato di quella che è l'emergenza che stiamo vivendo. Ma in questa prima fase dell'emergenza avevamo un ordine, quello di non muoverci, quello di rimanere in casa, quello di avere un comportamento responsabile in questo senso. E penso che il Paese abbia risposto a quello che è stato il primo messaggio. Adesso però si apre una seconda fase di gestione che è la convivenza, in questo caso con il virus. E questa fase di convivenza con il virus prevede un qualcosa di molto più impegnativo. Lo stare in casa sicuramente può essere stato in qualche modo un elemento di difficoltà, ma non sarà così impegnativo da un punto di vista comportamentale come la convivenza, in questo caso con questa nuova situazione. Tenete conto che non ci sono risposte semplici a problemi complessi e in una situazione eccezionale servono comportamenti eccezionali che devono poi essere e devono arrivare in modo rapido e veloce. Tenete in considerazione una cosa, per riuscire a entrare a comprendere un protocollo anticontagio, affinché non possa essere l'elenco di tante regolette scritte e magari non comprese, io penso sia importante capire l'elemento fondamentale. Intanto, qual è la modalità di contagio di questo virus? Allora, la modalità di contagio di questo virus avviene in 3 fasi, anzi, avviene attraverso 3 possibili condizioni. La prima, la più importante, è l'effetto droplet.
e l'effetto dropper è l'effetto delle goccioline, e queste goccioline hanno la possibilità di arrivare a una distanza che arriva a circa 2 metri. Questo è il primo elemento. Naturalmente le goccioline sono presenti nell'ambito della nostra questa emissione respiratoria, appartengono al nostro parlato, appartengono a un colpo di tosse, possono derivare da uno starnuto, e capite che a seconda del lavoro che faccio, dell'affanno che ho, del modo di parlare, se tossisco o meno, se c'è uno starnuto o meno, hanno anche in questo caso possibilità di arrivare a distanze diverse. Questo poi dipende anche dalla temperatura, dalla ventilazione, se sono in ambiente esterno piuttosto che interno, e così via. C'è un'altra possibilità, e la possibilità che è quella di una trasmissione crociata. C'è una trasmissione attraverso una superficie, le goccioline vanno su una superficie, le mani toccano la superficie e poi le mani vanno alle mucose, bocca, naso, occhi. Questa è l'altra seconda possibilità. Ecco che da qui noi dobbiamo avere, insieme al distanziamento sociale di cui parleremo, poi tutta una parte che lega le operazioni di sanificazione delle superfici. Poi ce n'è un'altra che è l'attenzione degli scienziati ed è lo studio, in questo caso, delle modalità di trasmissione per via aerea, cioè attraverso, in questo caso, aerosol di piccolissime dimensioni che possono arrivare anche a distanze maggiori. Ecco, tenendo in considerazione questi tre elementi, questa battaglia praticamente si combatte insieme e si vince insieme. Secondo me qui dentro ci stanno tutti, ci stanno gli imprenditori, ci stanno i lavoratori, ma ci stanno i cittadini. Questo virus non si ferma alle barriere di una fabbrica, non si ferma alla parete di un negozio, non si ferma al muro di una casa. Come poter innanzitutto pensare all'attivazione di un rispetto di un protocollo? Quali sono le condizioni che legano, in questo caso, gli indirizzi normativi che sono stati dati in questo senso, e come cercare di capire come adattare ogni protocollo a ogni condizione di specie. È in pratica un'attività di valutazione dei rischi, che non si traduce per carità nel documento, ma un'attività di valutazione dei rischi che deve entrare all'interno di ogni attività produttiva. Allora, nell'attività di valutazione del rischio vi dovrà essere l'attenzione a quelli che sono i pericoli, la valutazione delle possibili esposizioni e l'individuazione di coefficienti di rischio. Cominciamo a intanto pensare, ipotizzare una serie di elementi che per noi possono essere particolarmente importanti. Intanto l'impegno di ognuno è a vantaggio di tutti. Io posso adottare tutti i protocolli del mondo, ma se non c'è da una parte organizzazione, dall'altra parte adozione di comportamenti corretti, non andiamo da nessuna parte. Qui dobbiamo ognuno fare la propria parte. Allora dobbiamo pensare che intanto le attività potranno riprendere solo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, come ci è stato naturalmente indicato. I controlli sono effettuati dagli organi di vigilanza. So che gli organi di vigilanza sono particolarmente impegnati nell'ambito dei controlli e della sensibilizzazione in questo senso. Un elemento importante è che potranno naturalmente tornare al lavoro tutti quei soggetti e tutte quelle persone che non sono state in questo caso oggetto di un provvedimento di quarantena, e che qualsiasi provvedimento in questo senso andrà richiesto e verificato nei confronti dei lavoratori. È importante che all'interno di ogni azienda, al di là di questi elementi di base, vi sia, diciamo così, l'attenta valutazione attraverso un'organizzazione che è l'organizzazione della prevenzione classica, il datore di lavoro, l'RSPP, il medico competente, la consultazione del rappresentante dei lavoratori, che vi sia presente. Quindi si è parlato di un comitato. Il comitato non è nient'altro che quelle persone che si occupano di attività di valutazione del rischio al di là dell'aspetto dell'emergenza, e che dovranno individuare un responsabile, chiamiamolo Covid-19, cioè una persona quindi che sia in grado di porre in atto tutta una serie di misure di prevenzione e protezione che poi saranno l'estratto e l'applicazione concreta del protocollo anticontagio. Ci sono una serie di elementi particolarmente significativi e molto pratici. Il primo è intanto pensare che l'elemento fondamentale che noi dobbiamo adottare riguarda il distanziamento sociale. Distanziamento sociale nell'ambito dell'organizzazione del lavoro. Allora, dove è possibile, lo smart working deve essere naturalmente una via preferenziale.
La possibilità di lavorare da casa è un elemento che deve essere preso sempre come un elemento prioritario da considerare. E se questo non è possibile, ma non deve essere possibile, quindi per tutte le attività di natura operativa dovranno essere organizzati distanziamenti sociali attraverso delle opportune distribuzioni, in questo caso organizzate sul tempo e sugli spazi. Sul tempo immagino le turnazioni, quindi se io devo immaginare un distanziamento sociale posso pensare a delle turnazioni in ingresso, a delle turnazioni durante le pause, a delle turnazioni in uscita. Il distanziamento sociale si attua attraverso gli spazi, cioè lo spazio che deve essere necessario a garantire, in questo caso, un provvedimento di sicurezza. Noi eravamo partiti da 1 metro, ben sapendo comunque che sono i 2 metri un limite ragionevole che si può trovare anche all'interno di talune attività lavorative. E quindi 2 metri nella postazione di lavoro, nelle postazioni di passaggio, nelle postazioni di ristoro, nei servizi. Sarà necessario organizzare, in questo caso, anche l'attività dell'impiego degli spogliatoi e verificare se è proprio necessario fare le docce, perché spogliatoi e docce dovranno in questo caso avere l'attenzione di un'attenta valutazione. Se non è necessaria la doccia, almeno in questa fase uno può provvedere a farla diversamente, e anche l'uso dello spogliatoio, qualora necessario, dovrà essere assolutamente razionalizzato. Tenete quindi in considerazione che ogni forma di assembramento diventa, in questo caso, effettivamente un punto particolare di attenzione. Possono essere presenti anche per talune attività o per talune lavorazioni dei distanziamenti fisici attraverso delle barriere, attraverso delle transenne, attraverso dei separatori di flusso. Vi sono tantissime modalità attraverso le quali adottare il distanziamento sociale. Distanziamento sociale che si può adottare per esempio anche attraverso delle zone franche tra reparto e reparto. Per evitare che i lavoratori di un reparto vadano nell'altro si costituisce una zona filtro in mezzo dove vi è per esempio l'inserimento di materiali che vanno in questo caso a essere depositati e presi senza bisogno di incontrare soggetti diversi. In qualche modo quindi l'idea sarà quella di entrare in tutte quelle che sono le modalità che devono garantire un distanziamento sociale. Questo è il primo elemento. L'organizzazione del lavoro è fondamentale. Un altro punto strategico è quello che lega le attività di informazione e formazione. Le attività di informazione e formazione sono il necessario coinvolgimento e il necessario processo di sensibilizzazione, dove il comportamento del singolo diventa un comportamento fondamentale per l'aspetto della collettività. Allora, pensiamo a un ingresso in azienda. Certo, l'ingresso in azienda, nelle aziende più strutturate, viene fatto anche attraverso la misurazione della temperatura. Io però sto riflettendo da più giorni su questo. Dovrebbe essere più importante ancora di misurare la temperatura in ingresso, ponendo anche le persone poi in una condizione comunque, tra virgolette, di assembramento, perché se io ho 100 persone a cui devo misurare la temperatura alle 8 del mattino, dovrò organizzare tutto questo processo. La roba fondamentale sarebbe che la persona stessa, al di là della misurazione della temperatura, sappia che nel momento in cui si sveglia al mattino e non si sente nelle migliori condizioni, al di là della temperatura, che poi potrebbe anche aumentare nell'ambito di per esempio, di un itinere durante il tragitto al lavoro. Magari io mi sveglio, ho 36,9, poi quando arrivo prendo davanti i cancelli della fabbrica posso avere 37,4. Ma allora al di là di questi aspetti, poi con 37,4 non è 37,5, allora va bene, uno entra, ma non lo so, non trovo praticamente in questo caso che vi possa essere dal 37,5 in su il soggetto può essere oggetto di contagio, dal 37,5 in giù no. Quindi trovo che sia molto più importante il ragionevole coinvolgimento di ognuno di noi. Se uno la mattina si sveglia e si sente poco bene e non si trova nelle condizioni di poter accedere al lavoro, se ha dei sintomi simili influenzali, al di là della temperatura, la tosse, la stanchezza fisica, la spossatezza, cioè questi aspetti fanno magari pensare a una possibile, in questo caso, situazione che possa poi anche trovare una
o una situazione influenzale o anche una situazione che potrebbe poi degenerare in una condizione, tra virgolette, espositiva Covid. Allora è già il soggetto che non si presenta in azienda, che telefona in azienda, che sente il proprio medico di famiglia, che sentirà l'autorità sanitaria, si attiverà in questo modo, in modo responsabile. Trovo che il livello preventivo sia effettivamente questo, e che non uscirà per tutto il giorno, che non andrà a fare la spesa, che si organizzerà in qualche modo. Cioè, qui dentro non c'è solamente il lavoro, il comportamento al lavoro è uguale al comportamento del cittadino. Ecco, può essere che il cittadino possa portare molto al lavoro, può essere anche che il lavoro possa dare un ottimo contributo per ai cittadini. Io vi sto parlando di dare di contributi nell'ambito di processi di sensibilizzazione, di buon comportamento, di informazione e di formazione. Poi se vi sono delle procedure in azienda devono essere assolutamente comunicate. Ecco che allora le procedure che legano la specificità di taluni protocolli aziendali sono fondamentali. Tenete conto, per esempio, dell'ambito delle operazioni di pulizia, nell'ambito delle operazioni di disinfezione periodica. L'azienda le dovrà organizzare, saranno dei punti strategici, ma all'interno di questi punti noi dovremmo considerare anche quanto può essere fatto, voglio dire, a livello organizzativo. Posso pensare ad avere un'azione massiva su quelle che sono pareti, superfici, maniglie, corrimani, eccetera, ma poi vi sono le postazioni di lavoro. Ecco che magari in un'azienda la postazione di lavoro se la può pulire, voglio dire, direttamente, disinfettare con uno spruzzino, come farebbe normalmente a casa sua ogni persona. In questo modo si evitano possibilità di avere soggetti che viaggiano in postazioni diverse. Finisco il lavoro, finisco di lavorare con quell'attrezzatura, faccio la mia disinfezione perché mi viene messa a disposizione, in questo caso, la soluzione sanificante. C'è poi il comportamento personale che riguarda la corretta prassi igienica, e nell'ambito della corretta prassi igienica ormai abbiamo imparato quanto importante è il lavaggio delle mani. Anche qua, intanto sarebbe importante lavarle con l'acqua e il sapone e lavarle periodicamente. Questo passaggio è strategico per quanto riguarda la possibilità, in questo caso, di una contaminazione crociata. Quindi già lavare le mani con acqua e sapone, acqua calda e sapone, per un tempo che va da 40 a 60 secondi, già ti mette in una condizione, tra virgolette, di tranquillità. Questi sono aspetti importanti e significativi che fanno parte della cultura di ognuno. Insieme poi vedremo all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. Nell'ambito organizzativo ancora sarà importante avere riunioni, attività di consulenza da fare online, tutte le riunioni che si possono fare online. Ormai le riunioni devono essere fatte online. Le consulenze, se non sono necessarie da un punto di vista che ci deve essere un contatto aziendale, vanno fatte benissimo online. Oggi abbiamo strumenti per fare tutto online. Attraverso un tablet, attraverso un cellulare, attraverso un PC, attraverso una videocamera riusciamo a far vedere all'azienda chi vogliamo e anche le parti necessarie. Quindi le attività dovranno in questa fase essere distribuite il più possibile attraverso condizioni remote, evitando in tutti i modi che possiamo gli assembramenti e le modalità di contatto tra persone che in questo caso possono aumentare la veicolazione del contagio. Ci dovrà essere una procedura, questo è importante, in caso di un soggetto sintomatico. Pensate a una persona che, poverina, rileva una condizione di alterazione dello stato di salute, comincia a tossire, magari rileva praticamente un aumento di temperatura, si sente poco bene. Ecco, questa persona ci deve essere una procedura per gestire questa emergenza, una procedura che preveda come isolare la persona, che preveda ad esempio chi chiamare, che preveda qual è la modalità di gestione di questa persona, che preveda anche il supporto a questa persona. Ecco, questa è una procedura, se volete, emergenziale che è, a mio avviso, assolutamente importante. Un'altra considerazione, sempre legata alle nostre misure organizzative, è quella di provvedere all'individuazione dei lavoratori fragili che dovranno per forza avere un'attività che non sia in azienda, ma che sia praticamente partecipata dall'azienda attraverso un lavoro in remoto, un lavoro in smart working, che è fondamentale ed è assolutamente
strategico per questi casi. E poi, qualora sia possibile, anche la condizione di avere dei test. Oggi sui test si sta praticamente parlando molto. Test anticorpali, tamponi, test anticorpali e tamponi insieme. Ecco, capire insieme al medico competente dell'azienda se vi è questa possibilità, quali garanzie danno i test, quali affidabilità danno i test, e la possibilità di avere, tra virgolette, speriamo quanto prima possibile, dei test affidabili e efficaci e molto, in questo caso, poi anche disponibili, perché ci deve essere la disponibilità più possibile per tutti, per poter dare garanzia che i lavoratori, almeno per una fase, sono lavoratori che non siano in grado, in questo caso, di trasmettere il contagio. Detto questo, qui ho fatto una, diciamo così, carrellata su quelli che possono essere gli elementi, diciamo così, principali di un protocollo. Volevo interrompere questa prima fase, la seconda fase sarà dedicata alle operazioni di pulizia e disinfezione, la terza all'uso della protezione delle vie respiratorie. Quindi volevo chiedervi se avete magari delle domande e se volete magari un confronto in merito. Allora, grazie intanto Gianni. È arrivato nel frattempo da un po' anche Paolo Pozzobon, non lo vedo più, ma ho visto che è entrato, ho visto che era in linea. Quando Sono vuole, qua. Eccolo qua. Quindi se vuoi, allora, Paolo, dire tu. No, io vi rubo solo 2 minuti. Salutando naturalmente Gianni Finotto, che ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo avuto qualche esperienza insieme anche con il Cobis di Venezia quando ricoprivo quel ruolo, quindi saluto lui. Ringrazio Riccardo soprattutto per questo tipo di lavoro, nel senso che noi abbiamo voluto oggi iniziare, come ha detto prima Finotto, questa nuova esperienza che si può fare molto bene. Sto abituandomi io, che sono un troglodita dei sistemi informatici, quindi se lo faccio io vuol dire che l'esperienza funziona anche con gli altri. Io vi saluto tutti, sono qui in ascolto, sono in ufficio mio, sono in ascolto senza mascherina, perché se sono a contatto con altre persone mettiamo le mascherine e tutto quello che serve. Un saluto, vi ascolto e poi vi saluto magari finito la fase finale di lavori. Ciao e buon lavoro. Grazie Paolo, grazie Paolo. Allora, nella chat ci sono stati alcuni interventi, 2 soprattutto i temi sui quali sono emerse delle richieste di chiarimento. La prima riguarda la consegna dei DPI, gli obblighi dell'azienda, quando e dove usarli, ma questo credo riguardi un po' più la seconda comunicazione che Gianni farà. Altro invece, altro tema è quello delle persone con fragilità, e quindi immunodepressioni, malattie pregresse, malattie cardiovascolari, che possono essere malattie e patologie, scusate, patologie che sono ovviamente, che portano ad avere maggiori rischi che le hanno, e quindi come attivarsi all'interno dei protocolli. Mi sembra che oltre a questo non ci sia. Sto guardando la chat perché lo stiamo facendo in diretta. Sì, c'è un ragionamento anche sulla individuazione e sulla responsabilità di individuazione delle condizioni in ingresso da parte del lavoratore. Ma non riesco a capire. La domanda sostanzialmente è: responsabilità individuale nel valutare lo stato di salute non consente automaticamente il riconoscimento di una copertura da parte del medico, che avviene solo successivamente. Credo si voglia parlare di cosa succede nel momento in cui un lavoratore è messo in qualche modo in una posizione di attesa, ma questo riguarda più che altro la copertura sanitaria e contrattuale, nonché dell'INPS.
si dice, ma deve essere comunicata al soggetto la temperatura oppure no? Ok, adesso vediamo un po' tutto. Poi attività in remoto, soggetti Ci fragili. proviamo, allora, Ok. ci proviamo ragazzi. Allora, entriamo intanto il primo saluto lo faccio a Paolo Pozzobon, che ho visto, che saluto, e che praticamente mi fa piacere che abbia partecipato poi a questa attività. Allora, vediamo un po' qualche domanda, no? Ne leggo qualcuna, ne leggo qualcuna. Allora, sui guanti magari li vediamo più tardi perché facciamo una parte sui DP. Allora, come funziona la parte delle persone che possono essere considerate fragili? Beh, innanzitutto la persona fragile sa di esserlo, questo è il primo elemento, deve contattare il medico di famiglia, quindi il medico di medicina praticamente generale, insieme faranno praticamente, in questo caso, c'è una segnalazione attraverso un protocollo specifico. Quindi il primo passaggio che io ho è attraverso il medico di famiglia. Ecco l'importanza dell'informazione, se volete. L'azienda potrebbe dare una corretta informazione in questo senso, cioè il passaggio, quindi soggetto fragile, che sa di essere soggetto fragile, magari può fare un elenco di quelle che sono le condizioni che possano essere legate alla fragilità, anche previste, c'è una indicazione che viene anche dall'associazione dei medici competenti in questo senso, sente il proprio medico di famiglia e lì c'è praticamente il primo elemento di confronto. C'è una procedura che parte direttamente dal medico di famiglia. Poi ci sarà anche, se volete, il coinvolgimento del medico competente, ma la partenza del soggetto singolo. Cioè, questo è il primo elemento. Ecco perché dico che l'attività praticamente che viene da noi stessi è più importante di tutte. Noi siamo, in questo caso, troviamo in questo elemento il grande senso di responsabilità di ognuno. Se io so che ho delle criticità, queste criticità vedrò di poter praticamente comunicarle, mettere in atto e dare tutte quelle che saranno le indicazioni necessarie anche all'azienda per poter provvedere. Poi, altro aspetto, l'altro aspetto, scusate che vado a vedere, intanto ne sto leggendo una, era sui lavoratori fragili, un altro sui protocolli, Dario, che saluto. Allora, i protocolli, sì, perché nei protocolli tenete conto che anche qui noi cerchiamo dalle norme le risposte a ogni cosa. Ma in uno stato di emergenza come questo, una norma, che sia una norma nazionale, regionale, locale, non può entrare in un dettaglio di ogni singolo aspetto. Qui sta poi a chi deve gestire la sicurezza anche nell'ambito delle misure anticontagio a trovare le migliori soluzioni. Cioè, quindi ognuno cerca di capire quali possono essere le strategie. Allora, l'idea, Dario, era: allora, io guardo il 37,5 e arrivo in azienda ad una persona che magari, voglio dire, comincia a tossire in modo insistente e ha 37,4. Cioè, non è che devo fermarmi a guardare se ha 37,5 va bene. Cioè, è uno stato, voglio dire, dobbiamo essere consapevoli noi stessi del nostro stato di salute e trovare anche, voglio dire, qualcosa che ci aiuti a capire meglio noi stessi al di là dei 37,5 canonici. Guardate che ognuno di noi sa benissimo quando si sente poco bene, cioè riesce a riconoscere i segnali del proprio corpo. E quindi penso che il primo passaggio più importante, più ancora della temperatura che viene misurata con termoscanner, quando parliamo di aziende, di strutture, sia veramente il senso di responsabilità di ogni persona. Perché quello stesso cittadino non solo va a lavorare, poi magari piglia anche l'autobus, piglia anche la metropolitana, si piglia il vaporetto, va al supermercato, cioè è un problema che non può essere solo circoscritto all'azienda, deve essere riportato in un ambito di collettività. Poi vedo... Ok, la parte che lega, vedo qua Enrico, e quindi saluto anche Enrico, un caso successo il mondo del prezzo, più meglio competente, non dai unità al lavoro, il medico in base della malattia. Allora, se il soggetto è immunodepresso e lo è tale, significa che ci dovrà essere innanzitutto il passaggio col medico in famiglia e poi la collaborazione col medico competente. Certo che dovranno trovare una soluzione in questo senso, se effettivamente questa condizione è presente. La responsabilità individuale valutata non costruita automaticamente riconoscimento. Vabbè,
Io, ragazzi, però, se penso a un soggetto che responsabilmente dice io oggi, preferisco avere un soggetto che responsabilmente dice io oggi non mi sento nelle condizioni di andare a lavoro perché forse mi sta salendo la febbre, comincio ad avere dei colpi di tosse un po' strani, comincio ad avere una situazione con delle sintomatologie che potrebbero essere vicine a quelle del Covid, beh, trovo che sia un atteggiamento più che responsabile, più che corretto, più che serio, e quindi vada opportunamente valutato anche nell'ambito del medio. Poi, se è sbagliato, era un momento particolare, il giorno dopo sta bene, sicuramente troveranno le soluzioni anche in questo modo. La temperatura rilevata deve essere comunicata al soggetto o si fa entrare stop. Cioè, se c'è un rilievo della temperatura ed è a posto, anche se gliela al limite dirai hai 37,8, avrai 37,6, avrai 37,5. So che c'è tutto l'aspetto che poi lega alla privacy. Certo non ci sarà la comunicazione ai 420 a 37,8 e tutti lo sentono. Ci sarà praticamente poi, se qualcuno ha tra l'altro supera il limite, vedrà che va in isolamento, quindi gli altri capiranno che comunque c'è qualcosa che non va. Anche qua, per la privacy, secondo me gliela si può dire, si fa entrare. Penso che abbia poco significato rispetto a tutto quello che ci siamo detti. Si parla di attività remoto, ok, che non richiede uso di macchina. Sì, beh, certo, l'attività in remoto è generalmente un'attività che tu fai in smart working, tutto ciò che è possibile attraverso uno smart working che tra l'altro è anche normato. Quindi l'attività che praticamente possa essere fatta da casa, dove il soggetto si trova in una condizione, tra virgolette, protetta. Questo è praticamente l'idea di uno smart working. Se l'azienda non ha né ricircolo dell'aria né disinfezione, allora, più tardi, allora, intanto vediamo il ricircolo dell'aria. Attenzione, l'aria deve girare naturalmente, questa è la cosa fondamentale. Cioè, quando si parla di arieggiare gli ambienti, intendiamo arieggiare gli ambienti da un punto di vista della ventilazione naturale. Finestre fondamentali, finestre lucernari, porte. Questa è un po' l'idea di arieggiare gli ambienti. Poi dobbiamo tener conto che l'arieggiare non può essere creare un tifone che crea, voglio dire, condizioni di rischio diverse. Arieggiare gli ambienti significa avere un effettivo ricambio d'aria naturale. Punto particolare invece sono gli impianti di climatizzazione, gli impianti di ricambio d'aria, gli impianti di impianti areaulici in genere. Questi devono per esempio evitare il ricircolo, perché se io ricircolo posso trasferire la situazione in modo, cioè divido i lavoratori ma poi trasferisco la situazione da un ufficio all'altro. Questo ha poco significato, quindi lì gli impianti sono attenzionati per evitare il ricircolo ed avere un effettivo isolamento dei vari ambienti. Se non ha disinfezione, se non ha detergenti, se non ha disinfezione, se non ha niente non può aprire. Facciamo così: le aziende aprono quando è previsto dalla legge, se sono indicate nei provvedimenti di norma e se rispettano le misure del protocollo. Se l'azienda non ha la possibilità di avere nessun tipo di dispositivo di protezione, non è in grado di attuare il distanziamento sociale, non ha adotto il protocollo, non vi sono i detergenti per lavarsi le mani, sicuramente non sarà nelle condizioni di poter ripartire. Secondo me la mensa può essere un punto di assembramento. Chiudere la mensa potrebbe essere una riflessione da fare. Poi si tratta di capire come fare in questo caso e dove far mangiare le persone durante la pausa. Perché anche questo è un punto. La mensa è sicuramente un punto di assembramento. Dobbiamo anche capire bene quanto dobbiamo praticamente distanziare eventualmente le posizioni e dove eventualmente provvedere se la mensa è chiusa. Bene. Io penso che li ho presi tutti. Bene. Grazie Gianni. Adesso partiamo con la seconda comunicazione e anche qua la preghiera di fare domande dentro la chat. Grazie. Prego Gianni.
Sì, piglio un attimo, piglio un attimo fiato. Ok, Nel senso allora, che poi alla fine noi abbiamo una serie di questioni che sono al limite tra l'effettuazione del protocollo e poi l'applicazione invece delle norme contrattuali e di sì, tutela dei lavoratori. Allora, questo discrimine i sindacalisti, gli operatori, i delegati lo sanno e sanno bene che vi sono casi che sono borderline, come si dice, nei quali la soluzione non avviene tutta attraverso il tema contrattuale o tutta attraverso il tema del diritto, ma avviene attraverso una mediazione e un buon senso in qualche maniera che si colloca nell'attività sindacale che si fa di solito. È inutile pensare che se uno sta male non troviamo le soluzioni per metterlo in sicurezza. sono Punto. d'accordo. Fine della discussione. Sono d'accordo. Dopodiché troviamo il modo per coprirlo anche dal punto di vista contrattuale e ovviamente del reddito, ma prima di tutto va messo in sicurezza. Questa è la questione principale. Tutto il resto è importantissimo, ma viene non tanto in secondo piano, ma viene in seconda battuta, cioè viene dopo questo principio, che deve essere, come dire, quello che ci accompagna in tutta questa fase, cioè non è e non sarà per il prossimo mese, non è e non sarà per i prossimi 2 mesi, non è e non sarà fino a luglio, a giugno. Andremo avanti per un buon periodo con questo tipo di impostazione ed è corretto così. Correggimi tu se sto dicendo ovviamente delle sciocchezze, Gianni, ma mi sembra No, guarda che io concordo perfettamente. Infatti il mio primo pensiero, come avete visto, va alla salute delle persone. È sempre là. Allora, per portare salute alle persone, il primo soggetto che porta salute alle persone è se stesso. Cioè io col mio comportamento sono il primo soggetto che porta la mia salute. Poi col mio comportamento posso anche influenzare la salute degli altri. Ecco che allora, se io sono il primo, non devo arrivare davanti ai cancelli di un'azienda per capire che ho 37,8, ma devo già pensarci da casa. Poi qualcuno gestirà questa situazione, ben ragione Riccardo, in seconda battuta in qualche modo si sistema. È come l'esempio del lavoratore fragile, ma io conosco la mia situazione, io sono un lavoratore fragile, in caso di contagio all'interno di un lavoratore fragile, la possibilità è quella di una maggiore criticità, ma maggiore criticità per quel lavoratore diventa non solo per se stesso, lo diventa per la sua famiglia, lo diventa per i colleghi. Quindi il passaggio che noi dobbiamo dare è la priorità assoluta alla salute. Dopo vediamo presente tutti gli altri aspetti, con la collaborazione di tutti. Quindi ti ringrazio. bene. Volevo fare un'altra chiosa e poi passarti la palla sulla questione di DPI, che viene in qualche modo ripresa anche poi nella chat di nuovo. Ma la prima questione vera è quella di non avere il pensiero macista nella sicurezza. Il pensiero macista è tanto ho saputo che mi capita, tanto Esatto, qual è il problema, tanto lo conosco da 20 anni, tanto no, cioè ecco, è un cambio di paradigma. Quindi se si cambia questo tipo di mentalità per cui se sto male sto a casa, una volta era eroico andare a lavorare con l'influenza, vabbè, ho 38, avuto che sia, so forte. Non è così, ecco, luoghi comuni. Dopodiché tutte le attenzioni che si possono mettere all'interno dei posti di lavoro, le separazioni fisiche tra reparto e reparto, si possono fare anche in maniera fantasiosa. Ho visto cose, virgolette, nella drammaticità simpatiche, mettere scatoloni vuoti con i disegnini del coronavirus tra un reparto e l'altro. Adesso, per carità di Dio, non occorre andare lì, ma le migliori soluzioni, trovare soluzioni di separazione che siano, come dire, che lancino il segnale di allerta e di attenzione. Gli operatori da avvisare sono sempre i soliti, e quindi Spisal, RLS all'interno dell'azienda, RSPP se le cose non funzionano. Quindi l'attenzione è questa, no?
non dobbiamo, ecco, lasciarci influenzare dalla semplicità o dalla, come dire, poca attenzione che poniamo sui rapporti umani. I nostri rapporti umani possono esserci, ci sono, ci saranno, ma devono portare alla preservazione della salute nostra e dell'altro. Ti passo di nuovo la palla, Gianni, perché sennò continuano ad arrivare domande. Sì. Allora io entro nella procedura e negli aspetti di sanificazione. Tenete conto che sono assolutamente in linea con quanto espresso da Riccardo Camporese. Non esiste macismo, qui esiste consapevolezza e intelligenza. Macismo non fa parte, voglio dire, di una delle metodologie necessarie per fare una buona valutazione del rischio, soprattutto in questo ambito. Vediamo un po' un passaggio che riguarda gli aspetti pulizia e disinfezione. Intanto, dove? In tutte quelle che possono essere le superfici necessarie, e quindi non solo i locali, ma se pensate anche le cabine piuttosto che gli spazi all'interno dei veicoli. Ecco, così ho già risposto a una domanda che è arrivata attraverso la chat. Volevo fare due riflessioni velocissime in questo senso, cioè vediamo un po' cosa intendiamo anche per operazioni di pulizia. Intanto, le operazioni di pulizia sono operazioni complesse, nelle quali vi è un'operazione di pulizia vera e propria, che è quella pulizia grossolana, dove c'è la rimozione dello sporco grossolano, generalmente che viene effettuata con mezzi meccanici, e questi generalmente mediante aspirazione. Questo evita per esempio il sollevamento delle polveri. Quindi la pulizia di base è una pulizia di natura grossolana, oppure potrebbe essere fatta con mezzi meccanici come raschietti, palette o altro, dipende dalle necessità. Un'operazione di pulizia poi ha la necessità di seguire un'operazione che avviene con dei disincrostanti, cioè l'acqua ha all'interno sali, calcio e magnesio, quando precipitano danno dell'incrostazione calcare. Le incrostazioni calcaree sono veramente ottime per far aderire dei film dove proliferano microrganismi. Ecco che in questo caso abbiamo una considerazione che lega togliere l'incrostazione calcarea al fine, in questo caso, di dare delle migliori condizioni a quella che è l'aspetto che verrà più tardi, che è quello della disinfezione. E poi c'è un altro aspetto, che è quello dell'uso della detersione, che riguarda per esempio l'impiego di detergenti. Generalmente sono tutti tensioattivi, e questi tensioattivi che cosa fanno? Rimuovono lo sporco grasso, quello che potremmo definire il sudiciume. Perché vi dico questo? Perché le operazioni di pulizia sono la base per attuare le operazioni di disinfezione. Cioè non può esistere pulizia e disinfezione se non c'è a monte una pulizia, sia sulla cute sia sulle superfici di qualsiasi natura. Quindi il processo di pulizia, di detersione, di disincrostazione è sempre propedeutico e fondamentale rispetto alla disinfezione. Vediamo un po' poi che cosa significa anche disinfettare. Allora, il processo di disinfezione è praticamente un processo chimico o fisico, quindi potrebbe essere chimico se avviene con dei disinfettanti chimici, disinfettanti che adesso vedremo praticamente quali possono essere i principi attivi, o fisico, per esempio raggi ultravioletti, o per esempio in questo caso vapore ad alta temperatura, quindi vapor saturo. Abbiamo quindi il processo chimico-fisico che riduce il livello presente di contaminazione microbica in fase vegetativa su materiali inerti. Quindi una disinfezione si praticamente attua su materiali inerti. Cosa diversa invece vedremo tra poco, che sarà presente il trattamento sulla cute. Quindi intanto il processo di disinfezione è un processo chimico-fisico che praticamente va a eliminare una carica microbica patogena e mantiene al minimo una carica praticamente saprofita. Questa è la modalità. Il disinfettante è la sostanza chimica che è in grado di distruggere gli agenti patogeni in fase di sviluppo. Okay? Altro aspetto invece cos'è un antisettico? L'antisettico invece è una sostanza di natura chimica che è capace di prevenire o di bloccare lo sviluppo di agenti patogeni attraverso l'inibizione e la distruzione degli stessi sui tessuti viventi. Quindi l'antisettico si usa sui tessuti viventi, cioè sulla cute. Il disinfettante, invece, l'operazione di disinfezione va fatta sulle superfici. Poi le disinfezioni sono diverse a seconda, in questo caso, delle modalità
degli agenti con i quali vengono a essere attuate, e c'è una disinfezione che da un punto di vista sanitario si chiama alta, uccide praticamente tutti i microrganismi, tranne le spore batteriche. Ci sono le disinfezioni intermedie che uccidono praticamente batteri, gran parte dei virus e dei funghi, ma naturalmente non le spore, poi la disinfezione chiamata bassa, che uccide la maggior parte dei batteri, alcuni virus, alcuni funghi, e non è in grado di uccidere microrganismi resistenti. Questo sono le modalità come le vogliamo praticamente individuare da un punto di vista delle, diciamo, delle tipologie. Se entriamo a parlare di disinfettanti, beh, innanzitutto dobbiamo pensare che sono dei prodotti chimici che dovranno poi essere utilizzati correttamente con le cognizioni in causa dei prodotti chimici. Quando ci sono dei disinfettanti che vengono acquistati, dovete avere due elementi guida: una scheda tecnica e una scheda dati di sicurezza. La scheda tecnica è la scheda presente che darà le indicazioni su quelle che sono le misure prestazionali del disinfettante, cioè per esempio il dosaggio, che è fondamentale, le diluizioni, gli aspetti che legano. Ricordatevi una cosa fondamentale: quando devo fare un'operazione di disinfezione con agente chimico, ricordatevi i tempi di contatto. Non esiste l'agente che viene a essere applicato e dopo un secondo è tutto disinfettato. C'è un tempo di contatto necessario che deve permanere affinché vi possa essere questo processo, che è un processo poi, in questo caso, di distruzione di microrganismi, che non può essere immediata. Quindi la scheda tecnica deve dare queste indicazioni. C'è poi la scheda dati di sicurezza, che è una scheda che invece dà indicazioni di tipo diverso e dà le indicazioni sulla sicurezza che lega, in questo caso, l'uso dei disinfettanti che sono agenti chimici. Cioè quali sono le misure di protezione individuale per gli operatori, quali sono le modalità in caso di contatto con gli occhi, di contatto con la pelle, di inalazione e ingestione, quali sono le modalità di corretto intervento in caso di incendio, quali sono le modalità di corretto stoccaggio, di corretto smaltimento e così via. Quindi la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica devono essere presenti quando ho un'attività di disinfezione. Tenete conto che le attività di pulizia e disinfezione dovrebbero avere dei piani, cioè strategicamente studio dei piani per le attività di pulizia e disinfezione, dove individuo gli oggetti, le superfici, ciò che devo in questo caso andare a pulire e disinfettare, e la periodicità con la quale faccio questo aspetto, quindi faccio questa operazione, e anche i prodotti che impiego, e nei prodotti devo valutare i principi attivi. Tenete conto che per gli aspetti di sicurezza devo avere tutti i contenitori etichettati. Non è possibile avere contenitori in azienda di soluzioni disinfettanti o di agenti chimici di varia natura che non siano, in questo caso, correttamente etichettati. Gli operatori devono essere informati e formati su come si fanno le misure, in questo caso di disinfezione, e su quali sono le operazioni da svolgere. Una regola fondamentale, ricordatevela sempre, è il divieto di miscelazione di prodotti diversi. Non si miscelano mai prodotti diversi. Abbiamo una serie di condizioni estremamente negative. Uno, molte volte gli stessi principi attivi si annullano uno con l'altro. Poi posso avere delle reazioni pericolose, delle reazioni che possono comportare la formazione, in questo caso, di prodotti tossici, di prodotti esplosivi, di prodotti fiammabili, di reazioni violente, di proiezioni di schizzi caldi e così via. Quindi la miscelazione non va mai fatta. Se poi vi fosse il prodotto straordinario che uno si crea in casa attraverso la miscelazione, pensate che qualche chimico in laboratorio non avesse potuto pensarlo prima? Allora, miscelazioni sono da evitare. L'uso dei prodotti chimici come disinfettanti andrà fatto con tutti i dispositivi di protezione individuali necessari e con persone informate e formate che siano in grado di svolgere correttamente queste attività. Altra condizione importante e molto pratica. Noi abbiamo che i disincrostanti classici che vengono utilizzati sono tutti a base di acidi. Una volta si usava l'acido cloridrico, che era chiamato acido muriatico. Oggi la base dei disincrostanti classici è acido ortofosforico, comunque sono soluzioni acide. Gran parte dei disinfettanti hanno invece, in questo caso, sono sostanze che hanno del cloro all'interno. Ecco che se io metto un acido con un disinfettante a base di cloro, il più comune di tutti è la varechina, cioè l'ipoclorito di sodio in soluzione, ho la formazione di cloro gassoso, che è un gas estremamente tossico, che può dare
una attività incidentale particolarmente significativa, con forte attacco alle vie respiratorie, alle mucose, agli occhi e con la possibilità di generare edema polmonare. Ecco che allora, quando faccio operazioni con agenti chimici che sono incompatibili e che vengono utilizzati poi nelle operazioni di pulizia, disinfezione, disincrostazione e quant'altro, devo ricordarmi questa regola di non miscelarli mai insieme, ma anche quando li applico, devo applicare un prodotto, fare un risciacquo e poi applicare praticamente, in questo caso, un disinfettante, quindi potrebbe essere, in questo caso, una soluzione di ipoclorito. Cosa indica in questo caso la norma? Abbiamo una circolare del Ministero della Salute che ci dà intanto un'indicazione di quella che potrebbe essere, di quelli che potrebbero essere i prodotti che vengono utilizzati per la disinfezione. Allora, al di là dei prodotti disinfettanti che possono essere acquistati come presidi medici e li trovate in commercio, poi la nota della circolare del Ministero della Salute indica l'ipoclorito di sodio. L'ipoclorito di sodio in concentrazione dallo 0,1 allo 1%, fa 0,1, 0,5, a seconda praticamente delle modalità dei casi. L'ipoclorito di sodio è il principio attivo che troviamo nella varechina, nella candeggina, e naturalmente andrà opportunamente diluito, perché nella candeggina, nella varechina, generalmente va dal 3 al 5%, mentre le indicazioni del Ministero sono dallo 0,1 allo 0,5 all'1% a seconda dei casi e delle condizioni. Anche qua ci deve essere in azienda una procedura che indichi quali sono le concentrazioni, come vanno raggiunte, quali sono i processi di diluizione, come vanno fatti. Per le superfici sulle quali non si può utilizzare l'ipoclorito di sodio, e allora si lavora con l'alcol etilico. L'alcol etilico che lo pongono in concentrazione a circa il 70%. Allora, l'alcol etilico che noi acquistiamo ha una concentrazione del 96%. Uno dice, beh, allora io uso l'alcol etilico al 96%, che è meglio di quello al 70%, perché in questo caso quell'alcol è un alcol più concentrato e farà un'azione migliore. Beh, non è proprio così. Se l'indicazione è di avere l'alcol a circa il 70%, è perché questa diluizione particolare in acqua, quindi l'alcol si presente e diluisce in acqua, questa diluizione presente in acqua permette una migliore azione dell'alcol nel processo di denaturazione delle proteine, che poi sono gli elementi che possono essere costituenti del virus. Il virus praticamente in questo caso ha all'interno una struttura proteica e le proteine vengono denaturate attraverso l'alcol. Avere l'alcol al 70% dà una condizione più efficace rispetto all'alcol al 96%. Cioè questa diluizione permette un miglior processo della denaturazione della proteina. E questo è diciamo così, il motivo per cui vedete sempre che la concentrazione è circa del 70%. Anche qua, quando l'alcol lo pigliamo al 96%, c'è anche scritto 96 gradi. Ecco, i gradi in chimica, quando parliamo di gradi alcolici, sono l'espressione percentuale volume-volume. Se io devo arrivare al 70%, poi ci dovrebbe essere l'espressione peso-peso, insomma, senza farmi tutta questa, voglio dire, parte di stoichiometria chimica, a grandi linee, cioè ci sono, per diluire, sono 3 parti di alcol e una parte di acqua. Ecco che otteniamo dal 96 circa al 70% circa, che dovrebbe essere la concentrazione indicata, e ci viene indicata anche nell'ambito del Ministero della Salute. Io vi ho dato un po' un'indicazione, se volete, di massima, che sto cercando di rimanere anche entro i tempi. Adesso ditemi se ci sono, sento anche Riccardo, magari delle domande. Ok, vediamo un po' se ci sono delle domande in questo senso. Magari se mi dai un aiuto, trovi tu quelle domande. Abbiamo alcune domande, anzi parecchie. Alcune si riferiscono anche a momenti procedurali poi dell'attività del comitato, no? Che non sono proprio aderenti al pezzo riguardo all'igiene, alla detergenza e alla sanificazione che hai appena fatto, ma riguardano un po' il tema della responsabilità per quanto riguarda il comitato della sicurezza. Cioè, quale responsabilità ha il comitato nel caso in cui
succedano situazioni per cui comunque c'è contagio, 1, 3, 2, ecco, questa è una delle cose che escono. Prego tutti di chiudere la telecamera perché si sovraccarica la linea. C'è il problema relativo invece alla reazione nelle aziende che hanno invece la necessità, questo lo poneva la collega Guidolin della Fistel, che hanno invece la necessità di produrre per alimenti e quindi la necessità di di avere ambienti non contaminati. Pensiamo non solo alle cartotecniche, ma pensiamo anche all'insacchettamento per quanto riguarda le bustine medicinali o la produzione di microfilm che servono invece per la conservazione dei cibi, eccetera. E in questo caso si parla di prevenzione. Allora, Riccardo, faccio intanto queste due. Ok. Allora, uno, naturalmente io ho portato un'azienda classica dove l'arieggiare in modo naturale è, voglio dire, molto semplice, molto efficace e non costa niente. Quindi il primo riferimento era questo. Poi vi sono i casi in cui questo non può essere fatto, ci mancherebbe. E allora sarà in questo caso chi fa l'attività valutativa che andrà a trovare le migliori soluzioni. Se ci sono attività in cui le atmosfere sono controllate, ci sono anche però degli impianti particolari da un punto di vista del condizionamento, del ricambio dell'aria, della climatizzazione, e questi impianti particolari possono avere dei filtri particolari. Questi filtri particolari sono dei filtri chiamati EPA come HEPA, cioè dei filtri a protezione praticamente altissima, che sono in grado praticamente di filtrare anche, in questo caso, microorganismi. E sono i filtri che si possono utilizzare, per esempio, negli ambiti ospedalieri, nelle sale operatorie. Quindi, e naturalmente però queste sono condizioni particolari che non appartengono a tutte le aziende, ma ad aziende che hanno situazioni specifiche, e sicuramente chi opera in queste aziende ben conosce anche queste tematiche e anche queste possibilità. Quindi questa ultrafiltrazione che è prevista in ambito sanitario e in taluni ambiti, il farmaceutico o l'alimentare. Questa è una prima. Poi sulla responsabilità. Perdonatemi, io sono un chimico industriale, non sono un giurista, però porto, voglio dire, una riflessione. Io penso che le responsabilità sono sempre connesse all'operato di qualcuno. Se uno ha operato in scienza e coscienza, con la diligenza del rispetto delle norme, con la diligenza del rispetto delle buone prassi, con la diligenza del rispetto delle linee guida, e avrà fatto tutto il possibile perché questo praticamente sia stato fatto, avrà agito in scienza e coscienza. Poi non sono in grado di dire, in quanto non è una mia materia, quali sono le responsabilità di ognuno. Penso che le responsabilità possano essere accertate ex post, questo sì, qualora vi siano delle gravi manchevolezze o delle condizioni di carenza che poi hanno comportato delle situazioni di rischio o anche dei danni alla salute. Questa era la riflessione. Io oggi penso che la responsabilità ce l'abbia dentro ogni cittadino, prima di tutto per se stesso, per la propria famiglia, per i propri figli, per i propri colleghi, amici, per i propri colleghi di lavoro, per tutti. Cioè noi abbiamo, secondo me, il senso di responsabilità dovrebbe passare da quello giuridico a quello personale, che trovo sia senso di crescita di una collettività. È un aspetto sociale, secondo me è importantissimo. Il fatto di trovare un nuovo modo di vivere insieme sarà uno sforzo sociale e culturale incredibile. Io penso, ma ne sono profondamente convinto, che il fattore umano, che il fattore comportamentale qui abbiano un valore enorme. Fattore umano nei confronti del comportamento del singolo, dentro anche ai confronti dei comportamenti delle organizzazioni, siano esse lavorative o di natura diversa. Pensiamo per esempio alle scuole o a luoghi di aggregazione di natura diversa. Quindi penso molto all'importanza, voglio dire, del fattore umano all'interno delle nuove modalità con le quali dobbiamo convivere. Questa è la fase più difficile. Poi, guarda, io vedo altre due domande. Una sulle mascherine, però risponderei dopo perché così facciamo una riflessione sulle mascherine.
C'era anche una domanda rispetto alla necessità del periodo di sospensione dell'attività dopo la disinfezione. Credo dipenda dagli agenti degli ambienti, ma rispondi tu. Assolutamente, devono essere, entra nel piano di pulizia e di sanificazione. Sanificazione straordinaria entrerà, se è una sanificazione straordinaria, ci sono misure straordinarie, quindi ci saranno procedure particolari. Se invece è un'attività di sanificazione ordinaria, viene fatta generalmente in modalità tali da non comportare un rischio per i lavoratori. Quindi o al di fuori dell'orario di lavoro, che è un classico, oppure anche all'interno dell'orario di lavoro, non so se viene fatta 2 volte al giorno, 3 volte al giorno, dipende da come si organizza l'azienda, ma in modo tale da non costituire una fonte di rischio. Vi ho dato l'indicazione però di una cosa molto pratica, pensate anche nelle nostre case che per disinfettare devo, uno, prima pulire, e due, devo lasciare un tempo di contatto, se no il disinfettante non agisce. Certo. Questa era iper praticissima. Ecco, mi sento di dire un'altra cosa rispetto a una domanda che è stata ripetuta più volte durante il nostro collegamento e il nostro seminario, quella delle mense. Vanno sempre chiuse le mense? No, non vanno sempre chiuse. Vanno chiuse se le condizioni per cui l'accesso, la distanza, non sono quelle che possono consentire l'accesso alla mensa stessa. Cioè, se siamo ammucchiati in 4 su un tavolino, non si può fare. Dobbiamo quindi pensare a modalità di accesso alla mensa che siano distanziate nel tempo, a un numero di presenze in mensa che è meno della metà di quelle che normalmente la mensa può avere come capienza, e va bene, cioè si può, o se no si trovano soluzioni alternative, ma sempre le mense chiuse, no, non è così. Caso per caso vanno affrontate. Ho rubato un po'. No, diciamo il discorso delle mense. Allora, anche qua io sono d'accordo, cioè non si può generalizzare sempre chiuse, sempre aperta. Cioè, allora, non ci sono le risposte standard che vanno bene dappertutto. La risposta standard, che è la più difficile, è valutare. Cioè, noi dovremmo essere in grado di valutare ogni situazione cercando di porre obiettivamente gli elementi della tutela della salute in modo prioritario ed assoluto. Allora, se la mensa è una mensa che praticamente è grande, ha la possibilità di avere una turnazione attraverso il personale adesso che lavora è ridotto, la mensa è molto grande, c'è una possibilità di turnare gli orari di mensa a partire, non so, dalle 11 alle 3 del pomeriggio, mi immagino, no? Quindi posso far venire meno persone. Tolgo tutta una serie di posti, lascio i posti che sono uno magari ogni 8 o uno ogni 4, dopo ci saranno le condizioni per verificare le distanze. Ho delle barriere in policarbonato che separano un soggetto dall'altro, non metto le persone una di fronte all'altra, cioè una volta che creo tutte queste condizioni trovo magari delle opportunità che magari sono migliori rispetto al fatto che dico arrangiatevi, i soggetti vanno fuori, vanno al bar o vanno da qualche parte magari assemblati insieme. Ecco, non è così semplice e non è un problema aziendale, è un problema che riguarda ogni aspetto della vita presente di ciascuno. Quindi se io dico uscite dal lavoro e andate a mangiare dove volete, non è che ho tolto un problema all'azienda, ho creato un problema alla collettività, perché sti qua magari vanno a mangiare insieme. Cioè è forse meglio organizzarla all'interno dell'attività tenuta sotto controllo. Non è facile, questa è una roba difficilissima. E non ci può essere la regola standard che vale per tutti. L'unica regola standard è saper valutare, conoscere, condividere e avere come priorità la salute e la sicurezza delle persone. Questo è, se posso, una riflessione che volevo fare. Entro, se volete, perché mi hanno fatto delle domande sui dispositivi di protezione individuale. Passiamo all'ultima. Direi di fare una piccola riflessione sui dispositivi di protezione individuale. Guardate, anche qua molto rapida, molto rapida. Perché vi dico molto rapida? Perché insomma, sui dispositivi di protezione individuale potremmo stare qua praticamente una giornata. Però intanto noi adesso abbiamo questa nuova parola, le mascherine. Boh, vediamo cosa sono queste mascherine. Allora, le mascherine hanno praticamente 2 tipologie. Ci sono delle mascherine che sono delle maschere chirurgiche, e vediamo un po' se riesco a farvele vedere.
che sono praticamente queste, non so se si vedono, questa è una maschera chirurgica, poi queste invece che sono dei dispositivi di protezione individuale. Vediamo un po' praticamente come si caratterizzano le maschere chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale. Ne abbiamo sentito ormai 2 mesi che stiamo parlando di mascherine, vediamo un po' se riusciamo a dare, magari a fare un bel sunto e capire un po' come sono fatte. Allora, le maschere chirurgiche vengono indossate, in questo caso, dalle persone per evitare la trasmissione del virus ad altri soggetti, in quanto la maschera chirurgica costituisce una barriera di protezione nella diffusione degli agenti patogeni trasmissibili, in questo caso tramite aerosole e goccioline. Okay? Quindi la maschera chirurgica il primo nasce, è progettata, è realizzata proprio con questa indicazione. Infatti sono dispositivi medici che sono soggetti a marcatura CE e sono soggetti presenti a una norma, che è una norma specifica, che è la UNIEN 14683 2019, e quindi servono, in questo caso, nascono proprio come dispositivi medici per evitare, in questo caso un contagio nei confronti degli altri. Come sono fatte queste maschere? Queste maschere hanno uno strato, sono fatte a più strati, hanno codici diversi, infatti sono 4 tipi, 1R e 2R. Le 2 sono fatte a 3 strati, le 2R sono fatte a 4 strati. I 4 strati hanno un lato esterno che è un lato filtrante, un lato intermedio che è in questo caso un lato impermeabile ai liquidi, ma è permeabile all'aria, e uno strato poi interno che è quello che va a contatto con la pelle. Allora, adesso volevo fare una riflessione con voi, pur originate dall'esigenza di proteggere un paziente negli interventi chirurgici o nelle manovre asettiche, era questa l'idea, sono comunque e possono costituire comunque una barriera di protezione anche per, in questo caso, la persona che in questo caso vuole proteggersi. Quindi oggi le indicazioni che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono che questa mascherina serve sì da una parte a evitare, in questo caso quella che è una diffusione del contagio, ma dall'altra parte può anche, in questo caso, servire per proteggersi. Poi non avrà un livello di protezione tanto quanto un dispositivo di protezione individuale, però garantisce una certa protezione. Tenete in considerazione che questa è la mascherina. Sono leggere, sono molto confortevoli, sono monouso, cioè nel senso che si possono usare per un numero ridotto di ore. Nell'ambito di un'esposizione massiva, pensate a un ambiente sanitario, queste ogni 2 ore vanno cambiate, quando si inumidiscono perdono di efficacia e praticamente non funzionano più, anzi diventano pericolose. Quello che vorrei raccomandare quando abbiamo mascherine, poi vediamo anche le altre, è che se non sono indossate correttamente la mascherina serve a poco. Poi se volete vediamo, vi farò, adesso non lo faccio oggi, ma vi prometto un video che sto girando su come si indossa correttamente la mascherina. Quindi se non sono indossate correttamente questo serve a poco. Allora, per indossarle correttamente serve una procedura, ma serve per esempio il volto rasato. Se io ho la barba folta e metto la mascherina, guardate che la mascherina non è che questa o anche questa, cioè non è solo questo il passaggio, ma i passaggi sono anche attraverso il lato di aderenza al volto. Se io ho un barbone, il lato di aderenza. Quando metto la mascherina dovrò fare una serie di operazioni che fra poco vedremo. Però la cosa che devo ricordare è che una mascherina da sola serve a poco se non è abbinata comunque alle misure, per esempio, legate al distanziamento sociale. Cioè io metto la mascherina ma mantengo il distanziamento sociale. Metto la mascherina ma continuo a lavarmi le mani. La mascherina poi dovrà essere messa in un modo particolare che poi al limite vi faccio vedere al volo. Però il distanziamento sociale, le misure corrette di sicurezza, il lavaggio delle mani, la prassi igienica sono fondamentali. Se non c'è questo, la mascherina serve a poco. Vi devo anche dire che poi la mascherina deve, e lo vedremo più tardi, in questo caso mascherina chirurgica, coprire naso e bocca. Non può coprire solo la bocca e lasciare il naso fuori, come vedo purtroppo spessissimo.
L'altro riferimento sono i facciali filtranti. Questi si chiamano facciali filtranti. Questi sono dispositivi di protezione individuale. Allora, vediamo un po' che tipo sono. Allora, sono dispositivi di protezione individuale, sono soggetti a marcatura CE, hanno un organismo notificato che fa praticamente questo tipo di attività e così via. Tenete conto che i dispositivi sono in genere anche questi non riutilizzabili, anche se esistono dispositivi, in questo caso facciali filtranti, riutilizzabili. Si identificano attraverso delle lettere. Vi faccio vedere, se c'è la lettera, in questo caso R, sono riutilizzabili, se c'è la lettera NR non sono riutilizzabili. Poi riportano all'interno quella che è, non vi faccio vedere la marca, ma insomma sarà FF, significa FFP, significa facciale filtrante, P significa particolato, 3 significa il livello di protezione. Allora i livelli di protezione sono 1, 2, 3, i livelli che noi consideriamo sono 2, 3. Che cosa vuol dire questo? Significa che sono dei facciali filtranti che sono in grado di trattenere fino al 94%, in questo caso delle particelle, e questo è il facciale filtrante P2, il 98% delle particelle, e questo è il facciale filtrante P3. Tenete conto che quando noi parliamo di particelle, di particolato, di aerosoli, intendiamo poi anche la possibilità di bloccare dei microrganismi che sono effettivamente trattati come delle particelle. Come è fatta la maschera? E questo è il facciale filtrante. La parte filtrante è questa è la parte filtrante, questa ragazzi è la valvola, che può o non può esserci. Allora, la valvola, che la vedete qua, la vedete, è una valvola di non ritorno, è una valvola che funziona solamente in fase espiratoria, quindi se il soggetto è contagiato e avete una maschera con valvola, in questo caso c'è l'emissione praticamente del respiro, delle goccioline, delle droplets e così via. Sono comunque bloccate in parte dalla valvola, cioè non c'è un'emissione diretta, la valvola darà un minimo, però insomma non è certo questa la funzione, perché la maschera nasce per proteggere il soggetto da quello che è un inquinamento esterno, quindi la fase protettiva è questa e la fase emissiva è quest'altra, quindi questa maschera non è adatta a un soggetto contagiato, perché con questa maschera trasmette il contagio. Vi possono essere anche le maschere, cioè i facciali filtranti FF, P2 o P3, che non hanno la valvola. Anche qui c'è comunque, vedete, una barriera di protezione interna, ma vi ricordo sempre che per norma le maschere vengono praticamente sempre provate e trattate per quanto riguarda questa parte e non quell'altra, cioè sono fatte per proteggere l'operatore da un inquinamento esterno e non nascono invece praticamente con una funzione diversa. Altra considerazione in questo caso, quanto durano? Anche qua sicuramente più di queste, ma non tanto, cioè anche queste sono praticamente maschere che hanno un tempo di vita che si lega alla tipologia di lavoro, all'ambiente dove si è inserito, al tipo di esposizione che vi è e anche a quella che è una sudorazione presente, perché se io ho la maschera sono un soggetto che sta lavorando, sta facendo un lavoro di fatica, sta sudando, la maschera si inubilisce, capite che la maschera non riesce non solo più a filtrare, ma diventa in questo caso un elemento che può essere facilmente oltrepassato. Ecco che un punto importante è uscire ed avere la maschera sempre. Questo garantisce, in questo caso, ogni cittadino. Noi sappiamo che adesso noi usciamo e dobbiamo portare sempre mascherina. Poi vedremo anche l'aspetto dei guanti. Quindi la mascherina di protezione è per ogni cittadino. Quindi ogni cittadino sa che quando esce per accompagnare fuori il cane, fare la spesa, piuttosto che adesso fra poco vedremo un po' un punto veramente cruciale, che è l'uso di un mezzo pubblico, che dovrà sempre avere la mascherina. Anche in azienda saranno sicuramente presenti le maschere di protezione delle vie respiratorie. Anche qua l'azienda dovrà prevedere in questo caso un approvvigionamento significativo della protezione delle vie respiratorie. Perché? Perché sì ho garantito le postazioni di lavoro, sì ho previsto la distanza dei 2 metri, sì ho previsto tutte le misure di distanziamento sociale, ma vi possono essere dei casi, e saranno la maggior parte, in cui comunque continuerò la mia attività lavorativa se non sono proprio isolato da solo, che non c'è nessuno, eccetera,
con la protezione delle vie respiratorie. Questo è il passaggio. Da un punto di vista poi pratico, vediamo, ma vi do proprio, poi farò un video che lascerò in rete a disposizione di tutti, vediamo un po' una serie di operazioni che posso fare. Beh, intanto prima di pigliare una maschera bisogna lavarsi bene le mani, bisogna leggere e comprendere le istruzioni e la nota informativa, e poi bisogna, come avevo detto, rasare bene il volto di barba, di baffi, di basettoni e così via. Se ci sono i capelli lunghi vanno raccolti, bisogna evitare che dei gioielli possano creare degli elementi che poi interferiscono con una corretta tenuta. La maschera deve essere nuova, integra e non deve avere difetti evidenti, quindi uno la controlla, no? Se la maschera è tagliata non la mette, se la maschera veramente è sporca, è usata, non la mette, quindi la maschera deve essere consegnata nuova e integra senza difetti. I difetti possono essere anche legati agli lacciuoli piuttosto che agli elastici. Poi, com'è che si indossa? Prendiamo intanto, deve essere orientata correttamente. In questo caso è facile capire che questa è la parte esterna, mentre questa sarà a contatto col volto. Questa invece, in questa maschera, generalmente la parte esterna filtrante ha una colorazione più scura, generalmente, mentre la parte interna ha una colorazione più chiara. Quindi se piglio questa è la parte esterna, questa è l'interna. Poi la devo orientare. Il lato dove è presente, in questo caso, diciamo l'elemento flessibile, che è un elemento metallico, una piccola presente elemento metallico flessibile, deve essere rivolto verso l'alto, perché fungerà da stringinaso, non verso il basso. In questo caso lo stringinaso va praticamente verso l'alto. Com'è che praticamente poi va indossata? Allora, le mani sono pulite, e praticamente qua si apre la mascherina in questo modo e si realizza una forma di conchiglia. Una volta che ho realizzato una forma di conchiglia, poi si pigliano, in questo caso questa potrebbe avere i lacciuoli che vanno direttamente all'orecchio, prima un orecchio e poi l'altro, questa ha o gli elastici dietro, questa ha dei lacciuoli che vanno nodati, va posizionata sul viso in modo da coprire bene bocca e naso e si fa aderire bene, si stringe prima il laccio superiore, una volta che è inserito il laccio superiore praticamente si sistema il ponticello intorno al naso, poi si stringe il lato inferiore e si adatta bene la mascherina sotto il mento. Ecco che allora la mascherina protegge bene. Altra considerazione, se invece sono con questa mascherina, tenete in considerazione che con questa mascherina anche qua porto la mascherina dietro, questa parte va sotto le orecchie, questa è la parte superiore va sopra e poi praticamente avrò prima la chiusura di questo, poi di quest'altro e l'adattamento presente al naso. Anche qua devo coprire bocca e naso. Si possono fare delle piccole prove di tenuta a seconda che abbia la valvola o meno, mettendo le mani davanti e per esempio in questo caso che la maschera ha la valvola si ispira, ispirando praticamente vedete che la mascherina rientra leggermente, significa che sta facendo una buona tenuta e quindi la maschera è messa bene. Durante l'impiego della maschera, questo è per indossarla, bisogna evitare di toccare con le mani, anche se avete i guanti, non si tocca mai la parte davanti, che è la parte filtrante. Si usa la maschera fino a quando, non vi dico, non è umida e quindi fino a quando, in questo caso, è in grado di filtrare. Si cambia comunque quando non vi sono più le condizioni per tenerla. Tenete in considerazione che poi per essere tolta, una considerazione, la maschera non può essere in questo caso lavata ed asciugata. Appena la bagnate non funziona più neanche se poi l'asciugate, quindi non c'è modalità di lavaggio delle maschere se sono maschere monouso. Altro aspetto invece per le maschere riutilizzabili, ma vi ho detto che sono maschere che hanno caratteristiche diverse. Poi per togliere la maschera, intanto per togliere la maschera bisogna avere le mani pulite, cioè ci si toglie i guanti, ci si lava bene le mani, non si tocca mai la parte qua, né questa, ma si lavora direttamente sui lacciuoli, ok? Si rimuove dalla nuca e la maschera poi si tratta come rifiuto che deve essere veramente posizionato come un rifiuto speciale. Poi ci si rilava le mani. Vi ritorno a dire che al di là delle maschere bisogna indossarle bene,
bisogna poi comunque, insieme alle maschere, mantenere tutte le misure di precauzione che abbiamo imparato. La prima è in ogni caso la distanza. Questo è praticamente, se volete, un riferimento che ho fatto proprio al volo. Che dite? Visto che sono già le 11 passate, volete che facciamo una riflessione anche con alcune domande? Ok. Ma Allora, no, faccio io, vi chiedo scusa. ok, Perché? vai. Perché io vi ho dato l'indicazione di marcature CE delle maschere, sia dei facciali filtranti che delle maschere chirurgiche. Oggi il decreto legge del 17 marzo scorso e una circolare successiva del Ministero della Salute del 18 marzo hanno introdotto la possibilità di derogare alla marcatura CE attraverso una procedura INAIL o Istituto Superiore di Sanità. In altre parole, la marcatura CE prevede la realizzazione della maschera e poi la richiesta di un organismo notificato di tutto un processo per avere la marcatura CE. Per rendere più rapide le operazioni, in questo caso di immissione sul mercato, e per il solo periodo emergenziale, vi è la possibilità di avere maschere non marcate. Sono maschere che dovranno avere comunque gli stessi requisiti di sicurezza, cioè non cambia la sicurezza della maschera nel modo più assoluto. L'azienda fa un'autocertificazione e invia l'autocertificazione con le caratteristiche prestazionali della maschera, quindi del facciale filtrante o della maschera chirurgica, agli enti di competenza che entro 3 giorni dovrebbero rispondere. Per i facciali filtranti, che sono dispositivi di protezione individuali, è l'INAIL il riferimento. Per le maschere chirurgiche, che sono dispositivi medici, invece è l'Istituto Superiore di Sanità. Questi sono praticamente i passaggi. Sono le maschere che sono realizzate esattamente come le altre. La norma dice le misure di sicurezza non possono cambiare, cambia la fase amministrativa. Ok, poi gli occhi vanno protetti, le mani vanno protette. Allora, occhi e mani, dipende dal tipo di lavoro e dipende dal tipo di esposizione. È logico che se io proteggo anche gli occhi, vado a garantire una migliore condizione di tutela, però anche qua dipende dal tipo di lavoro. E per le mani però io direi di stare attenti, nel senso, i guanti vanno benissimo, però devo ricordarmi che i guanti devono essere utilizzati con estrema intelligenza. Se io i guanti li tengo addosso tutti i giorni e con gli stessi guanti io tocco qualsiasi cosa, io contamino tutto. In più, praticamente, io non posso lavarmi le mani, cioè io non posso più lavarmi le mani perché devo sempre pensare ad avere i guanti, ma i guanti non mi posso lavare le mani con i guanti. Quindi ho i guanti, io da chimico in laboratorio, i guanti sono praticamente a ripetizione, però tu fai un'operazione e poi li butti, fai un'altra operazione e poi li ributti. Avremo una disponibilità di guanti di questo livello? Non lo so. Allora, anche qua, lavaggio delle mani, lavaggio periodico, è importante che le mani siano lavate spesso e bene, e prima di ogni volta che mangio una caramella, mi tocco gli occhi, chi esce a fumare una sigaretta prima si lava le mani, prima di andare ai servizi igienici, oltre che dopo, come ci hanno sempre insegnato, e così via. I guanti vanno usati con estrema intelligenza. Posso avere, non so, quando vado alla macchina, se io con gli stessi guanti mi tocco 40.000 touchscreen, ho portato una contaminazione ovunque. E magari i guanti li avevo addosso da un bel po'. Invece la mano no, la mano me la lavo, sto più attento. Ecco, io vorrei fare anche una riflessione sui guanti, perché mi fa un po', tra virgolette, dobbiamo pensare che anche i mezzi di protezione devono essere usati con il giusto modo e quindi con la giusta intelligenza. Allora, assolutamente sì. C'è un tema che viene posto, sì, e che è quello delle barbe. sì. Io ho la barba corta, quindi come dire. Già Riccardo, se io dovessi farti usare questa, ti chiederei di tagliartela. Ecco, bravo, perché il tema è l'imposizione all'interno dell'azienda rispetto alla sicurezza. Abbiamo barbe hipster, barbe folk. L'azienda domanda: può
imporre al dipendente, se è obbligatorio l'uso della mascherina perché la lavorazione non le chiede, di tagliarsi la barba? Ma io Sembra. ti ripongo la domanda, ma la persona che va in giro e che ha una famiglia e che ha dei figli e che ha degli amici e che va al supermercato e che va a fare la spesa, è giusto che usi questa contaminando tutti gli altri? Io non lo trovo un comportamento sociale corretto. Poi se troveranno la maschera che protegge anche con la barba, io non la conosco, ma metti caso che la trovino, benissimo. Io non ho nulla contro quelli con la barba, ma ci mancherebbe, perché se arriviamo anche barba sì e barba no, io trovo che sia un atteggiamento responsabile. Mi taglio la barba sti 3 mesi e poi vediamo come va. Sicuramente se io ho un barbone, allora se io ho la barba di 2 giorni e metto la mascherina, non cambia granché. Ma se ho un barbone così, capite che non è, io posso avere anche il filtro FFP1000 che non esiste, ma è da qua che passa tutto, capite che è da qua. Quindi io non lo vedo, l'azienda la impone, cioè adesso non c'è più, non so, non vedo una cosa che è l'azienda che me lo impone. Dico io adesso vado fuori, potrei essere io un soggetto che contagia, Certo. Potrei essere io. È rispettoso degli altri, praticamente, avere una protezione. Io trovo che sia rispettoso, oltre che obbligatorio. Ma se io metto la maschera così, con il naso fuori, è rispettoso? No, non è rispettoso. Se metto la maschera con la barba tanta, è rispettoso? No, non credo. Ecco, io entrerei in questo concetto, più che nell'obbligo. Cioè, oggi c'è un senso di maturità che deve essere diversa, non è l'obbligo di legge, è che oggi stiamo vivendo un mondo che non è quello di ieri. Sono d'accordo con te, anche se, come dire, al di là della domanda posta all'interno della chat, a me personalmente è capitato che un amico mi hanno chiesto di tagliarmi la barba. Il mio amico è un amico che ha una barba, come dire, importante, e gli ho detto, secondo me è meglio che tu te la tolga. Se poi non vuoi togliertela, l'azienda dice, guarda, tu non entri e non fai il servizio al pubblico perché c'hai quella barba lì e non puoi portare il DP, perché fai macellazione di carni, è un problema, perché poi sarà da... Ecco, quindi dobbiamo assumere un atteggiamento diverso, e culturalmente diverso. A me sembra che, vedi un po' anche tu, ma non mi sembra ci siano... No, dopo, ecco, c'è una cosa che ho visto, le maschere, praticamente, stavo leggendo una maschera a uso domestico, cioè uno mi dice, perché adesso dobbiamo essere anche molto pratici. Allora, fino a ieri, se io avessi dovuto dare un'indicazione riguardo a questa maschera in un ambiente, quando è che si utilizzava questa fino a ieri? Nelle aziende normalmente, non nei laboratori. Nei laboratori aveva un senso. Allora, se vi parlo di un laboratorio chimico, microbiologico, aveva. Ma se io penso a un'azienda, questa quando è che si usava? Polveri e particolari. Ok? Questa era l'esposizione. Diciamo, guarda, quando è che lo uso? Beh, dopo un turno di lavoro, dopo che sei fatto, poi lavoro appena è umida, questa la metti come rifiuto. Ok? Perché? Perché durante il lavoro uno suda, fa un'attività fisica importante, pensate a quanto ci alita dentro sta maschera, c'è caldo, comincia a sudare, il sudore praticamente impregna la maschera, insomma, a un certo punto la devi buttare. Uno invece dice, oggi, che siamo in una posizione completamente diversa, vado a fare la spesa, o esco, ho solo questa, vabbè, tanto hai qualcosa. Perché già averla, questa oggi è diventato un oggetto, voglio dire, tra l'altro difficilmente rinvenibile. Allora, per i cittadini forse questa potrebbe essere la soluzione, il compromesso migliore. Però, qua mi parla di questo, cosa faccio? La uso una volta e poi la butto via? Non mi sento di dire la usi una volta e la butta via, perché se noi avessimo, voglio dire, una riserva di maschere a livello nazionale, tale che la butti perché tanto te ne compri un'altra, costa 50 centesimi e sei a posto. Al di là del costo, non la trova neanche più. Allora, cos'è che può essere fatto? Beh, se io esco e vado fuori un'ora e praticamente vado fuori un'ora, non ho un ambiente affollato, sono fuori, non c'è nessuno, trovo poche persone, perché magari quelle che faccio il giro, mi viene in mente il supermercato perché è l'unica cosa che io faccio. Cioè io sono chiuso in casa, ma vi dirò in modo estremamente consapevole da un 20
Quindi un mese e mezzo buono, sono 45 giorni che non esco più ed esco una volta a settimana per andare a fare la spesa. Quindi è il mio passaggio. Se devo ogni volta cambiare maschera, sono uscito 5 volte, 6 volte, dovrei avere 6 maschere, cosa che è difficile che uno abbia tutte queste maschere in casa, no? Allora, cosa che può essere fatto, uno la usa, naturalmente se è bagnata, se è umida, purtroppo deve buttare, però se l'ha usata in un ambiente del genere, può praticamente metterla all'aria, al sole, praticamente fuori, la tiene fuori in mezza giornata all'aria al sole, la mette dentro un sacchetto di carta e poi la potrà riusare anche un'altra volta. Non mi sento di dire buttala via. È logico che buttala, praticamente mettila nell'indifferenziata, fai il sacchetto, è la condizione migliore in assoluto. Ma sto parlando di un cittadino, era la domanda, che esce, che non è un luogo affollato, che avrà le distanze di sicurezza, che la maschera poi gli deve servire anche per la prossima volta e non ne ha una scorta incredibile. Quindi una necessità che diventa virtù è quella di usarla correttamente, usarla con parsimonia, e l'unica cosa che mi sento di dire è metterla praticamente fuori, in questo caso, all'aria e al sole, e poi una volta che è stato un po' di ore all'aria al sole metterla in un sacchetto. Potrà essere riutilizzata. Ecco, certo, non 50 volte. Per un altro po' di volte, in quelle condizioni, mi sento di dire che potrà essere utilizzata. Anche perché alternative non è che ne abbiamo tantissime. Fino a quando non avremo maschere che possiamo cambiare più volte al giorno. Mascherine fai da te, mascherine lavabili. Sì. Quelle fai da te fatte con l'elasticizzante praticamente, quelle un po' elasticizzate che fanno le nonne e le mamme che sanno cucire. Allora, io trovo che chi abbia avuto l'idea di fare delle maschere sia praticamente una persona straordinaria per spirito sociale, per quello che sta facendo per gli altri, per la proattività che ha dimostrato. Quindi direi che chiunque, dalla sartina del nostro paese che conosciamo, all'azienda che abbia portato, voglio dire, sul mercato e abbia reso disponibile la possibilità di dare, come ho visto, gratuitamente, con un grande slancio di generosità, di fare le maschere, non posso nient'altro che, voglio dire, almeno per me, fare un'azione presente di elogio, di pregio, un plauso assoluto. Poi devo pensare, quando queste maschere, intanto per il cittadino, a mio avviso, possono andare bene. Una maschera in qualche modo, voglio dire, per il cittadino che poi va fuori, che non ha l'ambiente affollato, che si mantiene a distanza di sicurezza, sono delle maschere che i cittadini utilizzano, mantengono le distanze e vanno comunque bene. Intanto è comunque una protezione da un effetto droplet. Poi, per quanto riguarda un ambiente professionale, un ambiente di lavoro, invece le maschere dovranno avere delle caratteristiche specifiche, che sono quelle che legano le misure di sicurezza dei tessuti, delle modalità realizzative e così via. Quindi direi che trovo che sia un'operazione straordinaria di cuore, di generosità, di intelligenza, di proattività sociale, bellissima per chi fa le maschere per gli altri, è una roba stupenda. E trovo che i cittadini potranno godere tantissimo di quelle maschere che oggi sono in commercio. Per quanto riguarda un luogo di lavoro dove c'è un'esposizione che dovrà essere valutata, ecco che là l'indirizzo invece è verso dispositivi che hanno una natura, voglio dire, professionale. Abbiamo visto che o sono marcati CE oppure che ci sono le deroghe attraverso l'INAI e l'Istituto Superiore di Sanità. Perché? Beh, in ambito sanitario senza dubbio, perché in ambito sanitario un'esposizione, voglio dire, particolarmente significativa, ma anche in ambiti professionali diversi l'uso del dispositivo di protezione individuale quando comincia veramente la ripartenza o della maschera chirurgica è fondamentale. Poi, dove sarebbe corretto buttare la mascherina per fare la raccolta di se è in casa, la mascherina è nell'indifferenziato, cioè guanti, mascherina, cioè dispositivi di questo tipo vanno nell'indifferenziato. Questo è il passaggio come elemento. Scusami Giovanni, ci sono anche quelle lavabili, no? Che stanno venendo fuori da alcune nostre aziende del tessile, Sì. sia a livello veneto che anche in Piemonte ci sono state fatte esperienze di questa natura, la Miroglio per dirne una, piuttosto che la Foral che sta lavorando, molte altre, che sono riutilizzabili, sono in tessuto con una parte impermeabile, eccetera.
Le domande che vengono fuori sono: ma le devo lavare io? Sì, cioè chi vuoi che le lavi? 1. 2, quante volte si possono lavare? Non lo so. Allora, anche qua, le maschere che noi troviamo riutilizzabili. Allora, bisogna capire se sono una protezione delle vie respiratorie oppure se sono un dispositivo chirurgico o un dispositivo di protezione, scusate, un dispositivo medico o un dispositivo di protezione individuale. Perché se non sono nell'uno o nell'altro, ok, avranno una loro scheda, diranno da che cosa proteggono e daranno nella scheda le indicazioni su quante volte si possa lavare e come. Ogni azienda avrà usato un tessuto, quindi questo è a seconda del tipo di tessuto, la capacità filtrante del tessuto, la capacità traspirante del tessuto, la capacità di essere impermeabile del tessuto, dipende proprio dal tipo di tessuto, da come il tessuto per esempio si accoppia con altri tessuti, dipende. L'azienda praticamente darà le indicazioni su quante volte e come lavarle. Poi bisogna vedere se sono dispositivi di protezione individuale, se sono dispositivi medici o se non sono nessuna delle due, perché anche questo sarà il riferimento. Bene. Non vedo altro. Tu, Giovanni, se hai qualcosa da... Io volevo in questo caso fare una piccola considerazione finale, che quando mi avete contattato per fare questo incontro, io non ho avuto nessuna titubanza. Poi tu, Riccardo, ci siamo conosciuti con Riccardo una settimana fa, mi pare. Perché? Perché penso che se tutti insieme possiamo dare una mano, la dobbiamo dare sta mano. Questo è un po' il senso della cosa. Quindi oggi stiamo tutti insieme nella stessa barca e cerchiamo praticamente ognuno di dare una mano all'altro. Io spero nel mio piccolo, ma piccolissimo, di poter dare una mano a chi posso sempre. Questa è un po' l'idea. E questo sarà praticamente quello che ci deve un po' accompagnare da un punto di vista sociale, cioè ritrovare il valore praticamente sociale che ognuno di noi ha nel proprio cuore e ha nei propri comportamenti. Sapere che vi deve essere sempre una risposta perfetta a ogni cosa, anche questo non è possibile. Cioè, in questo momento, 2 metri, 1,95 m, 2,10 m, la mascherina che si appoggia con la barba di un giorno, di 2 giorni, 3 giorni, dobbiamo anche metterci molto del nostro. Abbiamo bisogno di essere guidati, abbiamo bisogno di conoscere, abbiamo bisogno anche di una grande proattività. Ragionevolmente, cosa posso fare anch'io? Questo è il senso, si tratta praticamente tutti insieme, imprenditori da una parte, lavoratori dall'altra, ma tutti nella stessa barca, ma direi di più. Siamo tutti cittadini, tutti praticamente che vivono nello stesso sistema e il virus non conosce né classi sociali né frontiere né barriere. Conosce solamente la possibilità di essere combattuto con le armi dell'intelligenza e della socialità, che adesso deve essere diversa rispetto a prima. Cioè l'impegno sociale dovrà modificare praticamente anche il nostro comportamento. Volevo ringraziarvi tanto per questa possibilità e per questa occasione e augurare a tutti veramente, soprattutto a voi, alle vostre famiglie, ai vostri luoghi di lavoro, veramente una buona continuazione. Grazie professor Finotto, grazie per la tua pazienza, per la tua capacità comunicativa, per la tua simpatia nel mettere le cose che sono complicate perché attengono a un cambiamento radicale del nostro stile di vita. È quello che dobbiamo tutti noi avere chiaro in testa e attuarlo anche nei confronti dei nostri cari. Noi non siamo dei cerberi, non lo dobbiamo mai diventare, ma dobbiamo diventare ed essere esempio di una modalità di rispetto e di pensare l'altro, perché se pensiamo l'altro siamo in grado anche di preservare noi stessi. La giornata di oggi è stata ricca e intensa. La comunicazione è stata molto, molto, secondo me,
importante, il tempo è trascorso velocemente, avremmo potuto fare qualcosa anche di più, ma non vogliamo approfittare da una parte, ma neanche, come dire, avere esaurito qui l'importanza della formazione. Stiamo pensando a livello di CISL regionale del Veneto, la segreteria sta ragionando su questo, di mettere a disposizione percorsi formativi da fare in collaborazione anche con lo IAL, che è il nostro ente di formazione, di fare percorsi formativi per i delegati, per le RSU, per gli RLS, in collaborazione con l'università di Venezia, in collaborazione con... saremo felici e onorati di poter attivare una collaborazione in questo senso. E quindi il tema della sicurezza non è one shot e via, no. Il tema della sicurezza in questa, soprattutto in questa fase, con un virus che è così democratico, perché prende tutti, non guarda in faccia a nessuno. Perdonatemi questa piccola battuta, è assolutamente imperativa l'esigenza di avere attenzione e consapevolezza. La chiudiamo qui. Paolo non lo vedo, ma so che sono qua, buongiorno. Io ho seguito con molto interesse, penso che questo esperimento si possa fare anche su altre materie e soprattutto anche ringraziando la collaborazione di Giovanni Finotto, che risaluto e che ringrazio anche a nome della segreteria. Ciao Paolo. Ciao, a presto. Un abbraccio a tutti, virtuale naturalmente. Grazie ancora, più forti di prima e assolutamente sul pezzo. Grazie ancora, grazie a tutti voi della pazienza. Ciao, Riccardo, ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.